Già da qualche giorno una grande scarpa rossa sostenuta da una sorta di mano fa bella mostra di sé ed è molto fotografata nel giardino del grande albergo Ausonia Ungari al Lido di Venezia in Gran Viale. È l'opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli per dire no a qualsiasi forma di violenza contro le donne, ma soprattutto per sottolineare l'importanza della figura della donna e del ruolo femminile nella nostra società. È un progetto itinerante che rappresenta una scarpa, come potete vedere, fatto in collaborazione col Politecnico di Padova. Durante la mostra del cinema si sposa benissimo questo progetto, anche perché l'estetica, la bellezza e tutto il resto, cioè noi troviamo la scarpa nel cinema, nella donna. Il materiale è legno compensato marino trattato, verniciato, e la peculiarità dell'opera è appunto questa mano che sostiene la scarpa. Una mano fatta in rete di acciaio con tantissime saldature, quindi un'opera unica in 3 sezioni. Coordinatrice del progetto itinerante, il magistrato Roberta Marchiori, da sempre in prima linea su queste tematiche. È un omaggio alla bellezza, alla femminilità, alla sensualità della donna. Infatti cosa c'è di più femminile, di più sensuale di una décolleté rossa? E visto che siamo in periodo di mostra del cinema, come non ricordare Tacchi a Spillo, il film di Almodovar. Questa scarpa di donna, questo piede di donna con questa rete in questa mano, un messaggio di forte rispetto, ma anche di forte considerazione e attenzione